a parte il freddo quasi glaciale in cui mi sto trovando, ora mi vedete con la maglietta lunga, col maglione, sono un po' nostalgico perché mi viene in mente un'altra frase che Suzy mi vuole raccontare. E per farlo vi introduco a questa canzone che sentirete in sottofondo. 1, 2, 3. Caramelo de chocolate, empápame. Sì, è un rifacimento della canzone di Didò. Però questa canzone che avete appena sentito, questa piccola parte, fa da introduzione alla nuova frase di cui parleremo, ovvero entrata dei leoni e bessia dei cagalloni. Cosa sta a significare questa frase così piena di significati molto 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 reconditi? Il sardo parla soprattutto per i modi di dire attraverso la metafora. La metafora per il sardo è un modo di esprimersi come respirare aria fresca come questa o bersi un bel caffè al bar. Significa entrata da leone, uscita da coglione. E mai frase come questa può essere, come si suol dire, più significativa. E questa è collegata alla figura di merda che ci ha fatto il presidente della Repubblica di un paese latinoamericano. Questa fa parte della storia mondiale, una figura di merda di dimensioni. Già, perché l'essere umano a fare figure di merda è veramente un campione. E ce ne sono di esempi, ma questo è uno dei più lampanti. Molto lampanti. Lampantissimi. Questa figura politica emblematica di questo paese latinoamericano, dell'America centrale, aveva incentrato tutta la sua carriera sulla famiglia, sul matrimonio e sulla fedeltà alla propria moglie, nascondendo tutto il fatto che aveva una relazione extraconiugale piuttosto infuocata. Talmente infuocata che su un numero segreto di cellulare avevano addirittura una chat, lui e la sua amante, in cui se ne sparavano di robe a sfondo di pasticceria. Utilizzavano i dolci per darsi messaggi un po' piccantini. A volte la piccantezza ti fa fare molto più di un bruciaculo, credetemi. Insomma, quando la storia è uscita fuori, parabaraba, parabaraba, paraparapappa, figure è uscito uno scandalo tremendo. È proprio a causa di questa canzone che è uscito fuori questo scandalo, perché le intercettazioni di questi messaggi sono venute fuori. Questa canzone ha fatto uscire questo scandalo tremendo e quella persona purtroppo ha dovuto dare le dimissioni e ha dovuto divorziare anche dalla moglie. Il significato di entrata dei leoni e vestita dei cagalloni significa arrivi ad un certo punto culmine in cui entri di prepotenza vittorioso e poi ne esci clamorosamente sconfitto in una sonora figura di me. L'essere umano qualche volta è propriamente un grande palosso. Ecco, di nuovo. Caramelle di cioccolato, la 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 la.